Legna in regalo dal comune. Succede a Limena, alle porte di Padova. Sindaco, vice sindaco e assessore hanno ricevuto 220 quintali di legna da ardere, frutto di una potatura di bosco, da parte dell'azienda Ravagnan, sempre limenese. Da qui l'idea del dono. Da giugno, anche prima, che le bollette stanno schizzando alle stelle. Non ha fatto niente nessuno, noi abbiamo tanti cittadini che sono in difficoltà e prevedono di essere in difficoltà per l'inverno. Tronchi, tronchetti, ciocchi in dialetto, magari li chiamiamo anche così. In questi giorni gli alpini li hanno tagliati, sono venuti fuori una decina di sacchi, ce ne sono ancora da insacchettare, ci sono dei privati che stanno portando ancora del legname da tagliare, quindi l'iniziativa ha suscitato anche la solidarietà di altri cittadini che stanno portando legna da ardere. Come sceglierete le famiglie? Perché vuol dire avere o una famosa stua in casa o avere un caminetto, come vi regolerete? E poi insomma guarderete cosa? L'ISEE? No, assolutamente no, questo Ok. è un dono per i cittadini limenesi. È ovvio che chi non ha problemi di natura economica o difficoltà, insomma, si guarderà Esatto. bene dal venire a prendersi le 2 cassette di legna per le persone in difficoltà. Chi avrà bisogno della legna del sindaco potrà ritirare non più di 2 cassette, circa 40 kg, il mercoledì e il sabato mattina alla sede Alpini di via Fratelli Cervi.